Bentrovati alla rassegna stampa di TG Plus. Oggi è il 16 maggio, la provincia di Venezia apre con la nuova di Venezia e Mestre, a San Donà trionfa la destra, vince Alberto Teso al primo turno, sinistra KO anche a Martellago, Pianiga e San Stino e a Treviso bis di Mario Conte. Si parla molto della vittoria di Mario Conte, ma su tutti i giornali si dedica molto alle amministrative, insomma alle elezioni dei comuni. Biennale, bilancio record, ma Cicuto non è al sicuro, questo lo riporta la nuova di Venezia e Mestre. E altre notizie: conferma dei sindaci, tagli ai centri estivi dei disabili e la Reir travolta al Tagliercio, Sassari va sull'1-1. Si parla qui di basket. Andiamo sul Corriere del Veneto e vediamo che Conte trionfa a Treviso, Vicenza in bilico, confermato il sindaco uscente, ringrazio due maestri, cita Berica al ballottaggio con il centrosinistra che è avanti, e vedete qui tutte le percentuali. Ma la notizia importante, quella del giorno, proprio che è dappertutto, è questo trapiantato, il primo cuore morto, è stato trapiantato era un cuore fermo, è stato tenuto per 20 minuti, di solito queste cose non si possono fare, ma il professor Gerosa lo dice anche nell'intervista che troverete nel nostro portale, lo dice chiaro e tondo, insomma noi ci abbiamo creduto, l'abbiamo fatto ed è andata benissimo, il cuore del trapiantato va molto bene. Possa mai in volo, gran rimonta ma non è finita, si parla ancora di politica e sotto vedete lo scudetto ce l'ha sempre Conegliano, Limoco che porta a casa per l'ennesima volta il massimo titolo nella pallavolo. Andiamo a dare un'occhiata anche al Gazzettino, come vedete, boom, Conte, Vicenza in bilico, si parla ancora di politica e di elezioni, ma la fotonotizia anche qui è dedicata a Padova, primo trapianto del cuore da un cadavere. Sì, un po' più, insomma, cuore fermo, ma quello è il punto. Un'occhiata la diamo anche alla pagina di Venezia di Notizie Plus. Le scuole riapriranno il 13 settembre, Trevus Sigma dopo 3 anni la ripartenza e tante altre notizie. Vedete che se andiamo a cercarla anche qui da noi c'è il trapianto da cuore fermo eseguito a Padova, e se voi cliccate sulla notizia trovate anche, come potete vedere, l'intervista al professor Gino Gerosa, direttore di cardiochirurgia dell'azienda ospedaliera, e anche lì potete ascoltare dalle sue parole che cosa ha detto di questo importante avvenimento di carattere medico che è capitato, e che insomma se ne parla in tutta Italia, se ne parla anche in tutto il mondo. In Italia abbiamo cominciato a fare adesso queste cose, ma le facciamo bene naturalmente, poi in altre parti del mondo già si facevano. È tutto per quanto riguarda la rassegna stampa di TG Plus, anche per quanto riguarda la provincia di Venezia.